Buongiorno e ben trovati a questa puntata di A Voi la Linea, che apriamo parlando di immigrazione, perché sono stati 200 i migranti ritracciati ieri nel territorio di Trieste, numeri che scatenano la polemica politica con l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che chiede al governo 3 interventi rapidi: respingimenti in Slovenia, pattuglie miste e maggiori controlli sul confine croato, vero punto d'ingresso ad est. Sentiamo. Assessore, non si ferma la rotta balcanica, complice anche le temperature molto miti, ma com'è la situazione in Friuli Venezia Giulia? Non si ferma sia a causa delle temperature miti sia a causa di situazioni internazionali che si sono venute a creare. Penso al tema della Serbia, con una sostanziale deregulation dei visti che sta portando molti immigrati ad atterrare direttamente con un volo aereo in Serbia e poi arrivare lungo la rotta balcanica. La situazione è grave perché non abbiamo mai vissuto una stagione così lunga dal punto di vista della rotta balcanica sui flussi migratori, e quindi questo sta mettendo in grave crisi, in grave affanno il nostro sistema d'accoglienza. Questo dovuto anche al fatto che negli ultimi mesi i trasferimenti, come sappiamo, sono stati fuori regione, sono stati notevolmente limitati a causa dell'ingolfamento di Lampedusa, quindi della rotta sul canale di Sicilia. Questo ha generato una situazione di criticità. Penso però e spero che questa sia l'ultima volta che lo dico, perché lo vado avanti a ripetere ogni anno, che questo sia il momento migliore per potersi organizzare per meglio per la prossima stagione. Ormai il peggio è passato. Sicuramente abbiamo ancora delle situazioni favorevoli, ma prima o poi l'inverno arriverà e la rotta balcanica subirà quella drastica diminuzione come avviene ogni anno. Quello però non è il momento semplicemente per sedersi e godere del fatto che finalmente non abbiamo quel problema, è il momento per organizzarsi. Abbiamo un nuovo governo, non vediamo l'ora di poterlo incontrare, e in particolare il ministro Piantedosi, per poter definire quelle che devono essere le strategie da adottare per il prossimo futuro e farci per una volta non trovare completamente impreparati alla prossima stagione della rotta balcanica. E questo è un appello che non è un appello della politica o di una parte politica, lo leggiamo sui giornali in questi giorni, è un appello anche delle forze di polizia che ormai sono allo stremo e chiedono esplicitamente che questa regione non venga lasciata da sola da un governo che sembra essersi dimenticato di questa rotta. Spero appunto che, cambiato quel governo, oggi ci siano le condizioni per poter lavorare seriamente. Respingimenti, pattuglie miste, controlli anche sul valico, diciamo quello più esterno dell'Europa, quello della Croazia, questa la ricetta? Queste sono le 3 misure essenziali per poter intervenire. Noi non dobbiamo fare in modo che quello che prevede la normativa europea, ovvero che il paese di prima accoglienza si faccia carico degli immigrati, venga applicata. Non chiediamo altro, che vengano applicate le norme attualmente esistenti. Purtroppo però, se non c'è una rete di controllo sul territorio e nelle frontiere esterne in particolare, e se non ci sono quei respingimenti che servono per fare in modo che chi è sfuggito a quelle maglie di controllo venga riportato nel paese di primo ingresso, questo non verrà mai applicato, e quindi disapplicheremo delle norme europee, non delle norme che vuole un determinato partito o un determinato governo, norme europee. Noi questo dobbiamo fare. Per farlo ovviamente le soluzioni sono solo quelle: respingimenti alla frontiera e pattuglie miste per poter intercettare l'immigrato addirittura prima che arrivi nel territorio nazionale. E in più, vista la carenza di personale delle forze di polizia negli altri paesi ed in particolare in determinati periodi dell'anno, la soluzione potrebbe essere proprio quella di individuare qualche strategia per poter arrivare a un accordo internazionale che porti a dei controlli misti su quelle frontiere esterne, visto che l'Europa anche da questo punto di vista è risultata completamente carente. In Friuli Venezia Giulia continua la carenza di autisti abilitati. Gli autotrasportatori e i conducenti di bus e corriere sono sempre più difficili da trovare e assumere. A risentirne maggiormente il trasporto pubblico locale, che negli ultimi anni ha registrato le prime dimissioni volontarie da parte del personale assunto. Si può parlare di un vero e proprio allarme, di una vera e propria emergenza per quanto riguarda la carenza di personale nell'ambito dei trasporti, soprattutto parliamo di autisti. È un'emergenza vera che ha molteplici cause, soprattutto legate al momento storico attuale, dove alcuni tipi di lavori non sono più appetibili, perché il costo delle patenti è molto elevato, mantenerle negli anni è molto elevato, ed è un lavoro che sui giovani non ha più un senso dal punto di vista dell'appetibilità. Come si fa a sostituire il personale che manca? Bisogna avere delle idee innovative, delle agevolazioni per poter entrare all'interno di questo mondo, che è un mondo molto complicato, e soprattutto avere delle facilitazioni per poter fare le patenti a un minor costo.
Il problema è sentito sia nei trasporti pubblici che nei trasporti merci. Anche il trasporto merci il problema sta diventando molto importante, mancano migliaia di autisti in Italia, centinaia in Friuli, perché appunto questo lavoro, che ha delle fatiche e dello stress correlato molto importante, è poco appetibile per tutti quelli che lo vogliono affrontare. E tra l'altro il problema si presenterà soprattutto nei prossimi anni, perché mancando anche il ricambio generazionale. Sì, nei prossimi anni il turnover sarà molto complicato, già si nota adesso, dove riscontriamo tra l'altro i primi casi di dimissioni volontarie da questo mondo, che prima era un mondo sul quale si poteva contare dal punto di vista dell'occupazione, e questo ci fa riflettere su quello che potrà essere il prossimo futuro, che se le cose non cambiassero non riteniamo roseo. Ma perché i problemi sono tanto sentiti, soprattutto nelle zone, nelle città? Noi abbiamo forti problemi nelle città, ma poi ricordiamo che noi abbiamo una regione orograficamente molto complicata, quindi anche lo spostarsi per poter raggiungere posti di lavoro o poter lavorare in questi posti un po' più periferici è molto complicato. Il problema maggiore è sicuramente reddituale, perché le paghe sono molto basse in questo settore, ma soprattutto è basso il potenziale che si può esprimere dal punto di vista della carriera. Un autista fa una carriera che ha uno spread di livello molto basso e quindi non è molto appetibile anche per questi motivi qua. E quanto percepisce mediamente un autista di bus? Il salario d'ingresso sono 1.100 euro, che può arrivare attorno ai 1.500-1.700 con un accordo di secondo livello importante. Voltiamo pagina. 70 anni fa veniva inaugurata Casa Immacolata per accogliere i giovani e le persone in difficoltà. Oggi la struttura si arricchisce di una piattaforma innovativa destinata sia ai giovani in formazione all'interno della stessa che a quanti intendono approfondire le proprie conoscenze. Un connubio perfetto tra sociale e formazione. Casa Immacolata, un evento importante oggi per l'inaugurazione del laboratorio Innovation Platform Arredo Imbottito. Intanto vediamo che cosa comporterà anche per Casa Immacolata questa nuova presenza. Innanzitutto dobbiamo dire che Casa Immacolata diventerà anche punto di riferimento per persone che intendono specializzarsi proprio in questo specifico settore. Cominciamo dal presidente della Fondazione Casa Immacolata, Vittorino Boemme. Per voi e per l'istituto stesso che cosa rappresenta questa possibilità? Una piccolissima premessa: Don Emilio 70 anni fa nasce, proprio quest'anno nasce Casa Immacolata, 30 anni fa muore Don Emilio. Lui ha sempre detto: le persone non vanno solo accolte, dato da dormire, da mangiare, ma bisogna dare loro un mestiere. Per questo motivo da sempre Casa Immacolata è anche un piccolo ente di formazione, no? Per accompagnare l'accoglienza alla formazione. Per noi rappresenta un'occasione molto importante, perché ci permette di sfruttare ancora di più l'accreditamento che abbiamo sul laboratorio del legno, e ci ha permesso, con il cluster Arredo, che ha intuito che questa sinergia fra un piccolo ente di formazione e le esigenze di tipo formativo che ha il mondo della produzione nel settore soprattutto dell'arredo e dell'imbottito, possono essere un'occasione di crescita per loro, per trovare occupazione, e per noi per offrire non soltanto ai nostri ospiti ovviamente, ma anche ai nostri ospiti e a chi nel territorio ne abbia le necessità, le potenzialità, di poter avere un luogo attrezzato e importante di formazione. Per noi credo sia anche un passo avanti, anche un'evoluzione. Guardo l'assessore che in qualche maniera ci ha anche un po' stimolato ad evolvere il modello formativo di Casa dell'Immacolata. Questo è un primo tassello di un'evoluzione che i piccoli enti come noi possono avere se vogliono continuare a fare il loro mestiere, diciamo così. E con noi anche appunto l'assessore regionale Alessia Rosola, mettere insieme sociale, formazione professionale, cioè rendere un tutt'uno, dare più possibilità. Significa costruire comunità e dare senso in realtà a tutte quelle che sono i percorsi di qualità del nostro territorio. Io dico sempre che la sfida si vince con il resto del mondo, se per caso di sfida si parla, partendo dalla qualità e dalla capacità di fare le cose bene che questo territorio ha. Per molti anni sicuramente c'è stato un impoverimento
personale, delle persone che si dedicavano a questo settore, è importantissimo invece rivitalizzarlo. La Regione Friuli Venezia Giulia lo sta facendo in maniera ampia proprio sul settore del legno arredo, diversificando i percorsi formativi sul territorio in base a quelle che sono le esigenze di quel territorio. E tra Bruniera, San Giovanni al Natisone e Udine stiamo mettendo in campo qualche cosa che è sì manuale, qualche cosa che sì qualità, ma qualche cosa che si evolverà inevitabilmente in tecniche, in tecnologia e in digitale. Tra l'altro anche uno stimolo nei confronti di giovani che devono ancora scegliere, che non sanno cosa fare, perché mancano tante figure, soprattutto per quanto riguarda l'artigianato, il settore del legno. È stato l'impoverimento, credo, di molti anni di politiche anche formative sbagliate, rispetto alle quali l'input più importante è quello di dare linfa vitale alle aziende che hanno già fatto della loro qualità il Made in Italy e sono diventate importanti nel mondo. Con noi anche il presidente del cluster Legno Arredo del Friuli Venezia Giulia, Matteo Tonon. Come avete organizzato un po' anche il tutto, perché c'è stato anche il forte sostegno della Fondazione Friuli? Assolutamente, l'organizzazione è stata complessa ed è stata resa possibile grazie al coinvolgimento di tanti attori, da una volontà delle aziende del comparto, del cluster Legno Arredo, di Fondazione Casa dell'Immacolata, di Fondazione Friuli, del supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. Tutto fa parte di un progetto complessivo che mira su tutto il territorio regionale a dare una risposta concreta, fattiva e permanente alle esigenze di formazione dei ragazzi e non solo dei ragazzi, che hanno bisogno di un accompagnamento in quella parte del mondo del lavoro che mai come oggi cerca figure professionali specializzate che abbiano già fatto un proprio percorso formativo sulle singole lavorazioni. Ecco allora come l'Innovation Platform, che questo progetto complessivo regionale qui a Udine apre una sua terza tappa legata all'arredo imbottito, proprio perché il settore dell'imbottito e della tappezzeria permane una componente fondamentale della creazione di valore aggiunto di quella che è l'intera filiera produttiva, e qua in particolare mi riferisco proprio al distretto di Manzano. Ma così come è già stato inaugurato a Bruniera l'Innovation Platform legata alle tecnologie del pannello, strettamente legata al distretto di Bruniera, che in chiave 4.0, in chiave di digitalizzazione, stanno cercando questo tipo di accompagnamento. Così come allo stesso tempo, ed è già stato annunciato e prenderà vita nei primi mesi del 2023, un terzo laboratorio nell'ambito di Manzano verrà completamente dedicato alla ricerca e all'applicazione dei materiali innovativi. Ecco dunque una risposta complessiva che, riprendendo le parole dell'assessore, mirano a dare una risposta su un percorso formativo univoco e condiviso di grande specializzazione. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi, a voi la linea torna tra poco. Rieccoci con A voi la linea, ripartiamo da Udine dove si è da poco conclusa la seduta della Giunta Comunale. Allora ci aggiorna in diretta Isabella Gregorato. A te Isabella. Grazie Daniele, come dicevi tu si è proprio conclusa in questo momento, infatti stiamo aspettando che anche il sindaco di Udine Pietro Fontanini ci raggiunga qui a Palazzo da Ronco. Intanto cominciamo con l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani per quanto riguarda una novità, aiuti per i cittadini che vogliono sentirsi maggiormente in sicurezza. Sì, la Regione come ogni anno ha finanziato il nostro Comune per l'adozione di un bando che finanzia i privati oppure i condomini, e quest'anno c'è una novità, anche gli immobili religiosi che sono molto spesso custodi di un importantissimo patrimonio artistico e culturale, che intendano adottare delle misure di sicurezza, quindi telecamere a tutela dei propri immobili o delle parti comuni dei condomini, altri impianti come porte blindate, sistemi anti-effrazione, e quindi insomma riteniamo che sia molto importante che le istituzioni pubbliche
pubbliche finanziano i privati che fanno questo tipo di interventi. Gli interventi finanziabili sono quelli che sono stati realizzati dal 1° gennaio di quest'anno fino al 31 dicembre, quindi è importante che gli interventi siano stati realizzati e pagati entro il 31 dicembre. Ecco, però bisogna sbrigarsi perché voi avete messo chiaramente un tetto, no? Un limite alla spesa complessiva. Sì, devo dire che la spesa secondo me è assolutamente sufficiente per coprire le domande che arriveranno, perché si tratta di 120.000 euro, un po' di più rispetto agli anni precedenti. Di questo ovviamente ci sentiamo di ringraziare l'amministrazione regionale. Insomma, sono, devo dire, degli interventi che sono molto apprezzati dai cittadini, e il fatto che il Comune li sovvenzioni penso sia un bel segnale per le famiglie che, seppur in un momento di difficoltà, già stanno chiamando il Comune per sapere se anche quest'anno li finanzieremo, e anche quest'anno la risposta è affermativa. Ecco, io so che lei voleva chiudere perlomeno il suo intervento in bellezza, perché ha una soddisfazione. Udine sarà... Sì, c'è un bel evento, il collega Franza ci ha comunicato oggi che un importantissimo chef che fa trasmissioni televisive verrà a Udine, e questo insomma è una bella notizia per la città, per avere ancora più visibilità a livello nazionale. Bene, ringraziamo l'assessore Alessandro Ciani, ci ha raggiunti nel frattempo il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e quindi never ending story, praticamente il Contarena e la statua in Piazza Libertà. Si continua ancora? Sì, io parlerei soprattutto della Statua della Libertà. Già il mese di luglio dello scorso anno il TAR ci aveva autorizzati a fare la doratura di questa benedetta statua. È la Statua della Giustizia che si trova proprio in Piazza Libertà. Però ancora una volta la sovrintendenza ci ha dato il diniego, non vuole che noi doriamo la corona di questa benedetta statua. Dice che non ci sono reperti o risultati che denotino o che confermino la doratura. Noi invece abbiamo prodotto una prova storica che è conservata nella nostra biblioteca Ioppi, dove si scrive che la statua è stata dorata e che il Comune ha pagato una certa somma per questa doratura. Quindi insistiamo, dobbiamo ritornare al TAR. Da quante volte state ritornando al TAR e quindi c'è la risposta negativa da parte della sovrintendenza? Questo comportamento strano della sovrintendenza non riusciamo a capirlo, anche perché l'ultima volta ha pagato le spese processuali e quindi è denaro pubblico. Qualcuno dovrebbe anche magari controllare l'operato della sovrintendenza di Udine. Io spero che il nuovo governo, anche con i nuovi ministri, il sottosegretario Sgarbi, magari ci diano una mano per convincere i funzionari della sovrintendenza di Udine a lasciarci dorare questa benedetta statua. Perché, ripeto, una doratura della corona io lo ritengo una cosa bellissima, e tra l'altro ripristiniamo anche un elemento storico della nostra bella città. La statua della discordia, in sostanza. Ma no, io non la chiamo la discordia, Statua della Giustizia, e quindi chiediamo giustizia ancora una volta al Tribunale Amministrativo Regionale. Senta, per quanto riguarda la vicenda del Contarena, si sta chiudendo? Che cosa sta succedendo? Perché anche qui è una storia infinita. Sì, è una storia infinita, purtroppo questi ricorsi continui ai tribunali. Ancora una volta il giudice civile ha fatto un'ordinanza in cui ha ordinato a Spritz Time di pagare il debito nei confronti del Comune di Udine, quindi ha negato la rateizzazione e ha detto dovete pagare in un'unica soluzione questi quasi 400.000 euro di debito che avete nei confronti del Comune per affitti non pagati. E quindi adesso cosa succede? Non lo so se pagheranno, se non vogliono pagare almeno che lasciano libero il locale, perché ci sono altri operatori magari più bravi e che riuscirebbero a gestirlo meglio. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini, e qui da Palazzo Daronco è tutto. Restituisco la linea allo studio a te Daniele, grazie a Tiziano Campigotto per le riprese. Grazie Isabella, grazie ai tuoi ospiti. Cambiamo argomento. Il distretto della Sedia entra a far parte del COSEF, il Consorzio di Sviluppo Economico della Regione. Tra Manzano, San Giovanni al Natisone, Premariaco e Corno di Rosazzo sarà costituito un nuovo hub in aiuto alle aziende da 6 milioni di euro.
una famiglia che si allarga e questo fa assolutamente piacere. Un sistema dei consorzi di sviluppo economico locale del Friuli Venezia Giulia che sta funzionando in questi anni molto bene, sta crescendo e sta, mi permetto di dirlo in primis, offrendo servizi agli insediati. Noi come Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo investito diverse risorse pubbliche. Ci sono delle progettualità importanti, soprattutto in quest'area, l'area del COSEF, sul recupero delle aree produttive degradate. Il 62% di schede corrisponde proprio a questo territorio, con delle potenzialità di investimento di oltre 250 milioni di euro, tradotto rivitalizzare un territorio importante e creare nuovi posti di lavoro. Ci stiamo lavorando, gli uffici stanno lavorando per rispondere a ulteriori richieste che ci sono arrivate dal Ministero, confidiamo di riuscire a concludere in tempi ragionevoli questa procedura e di ottenere lo status di zona logistica semplificata. Questo consentirebbe a tanti comuni della regione del Friuli Venezia Giulia e di conseguenza a tanti imprenditori che lavorano e investono nel nostro territorio di poter beneficiare di tutta una serie di agevolazioni, soprattutto da un punto di vista burocratico, fondamentali per mandare avanti la propria impresa. Il COSEF avrà la possibilità di aiutare un'area che anni fa ha subito una crisi abbastanza consistente del fatto che erano caduti gli ordini, c'erano state concorrenze da parte dei paesi dell'est e finalmente hanno capito che bisogna diventare delle aziende di marchio, delle aziende che vendono i propri prodotti e fanno conoscere i propri prodotti. Questo sforzo qua però è uno sforzo che implica vari tipi di risorse da mettere in campo, soprattutto nel campo del design, della sostenibilità. E quindi da qui è nato il progetto di farli entrare, di creare un hub tecnologico di digitalizzazione che servirà proprio per aiutarli nella virtualizzazione dei prodotti, perché il cliente vuole vedere il prodotto che lui comprerà e farne ogni volta effettivi, e dopo sono prodotti che vengono scartati sia dal punto di vista della sostenibilità sia dei costi, diventano sostenibili. Virtualizzandoli invece vengono visti a tutti gli effetti e questo crea la possibilità di stare sul mercato. Da qualche giorno è presente in Friuli Venezia Giulia una delegazione argentina che sta visitando diverse realtà produttive del territorio. Sono previsti anche incontri istituzionali. Questa mattina il confronto con il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Sentiamo. È da qualche giorno in regione una delegazione proveniente dall'Argentina, un'occasione per visitare la nostra regione, ma anche per creare nuovi rapporti, opportunità di scambio tra Friuli Venezia Giulia appunto e l'Argentina e viceversa. Con noi il senatore argentino Dionisio Scarpin, di origini italiane. Di dove è originario lei? Di origine friulana, no? Il mio papà è originario, il nonno, no? Originario da Visco, Scarpin, la mia mamma è Sartor, originario da Sopola, mia nonna Pagura, mia altra nonna Regonat, da Ruda, tutti di qua, no? E senta, che effetto le fa ritornare qui praticamente in patria? A parte che so che ci sono stati degli scambi ulteriori anche negli anni passati, sia fra il Friuli Venezia Giulia che l'Argentina. E questo scambio è molto importante per noi perché prima è un'emozione tanto importante star qua dove hanno partito hace tanto tempo, no? I nostri nonni non hanno potuto volvere qua, no? Entonces per noi è molto importante, ma in questo mondo globalizzato il scambio è molto importante, scambio culturale, educativo, relazione economica, entonces quindi per noi è questo, no? È una cosa del cuore ma una cosa economica e un altro tipo di interscambio. In questi giorni che cosa ha potuto vedere, che cosa ha avuto occasione di visitare? Questi giorni 2 o 3 cose molto importanti, no? L'industria culturale, l'industria digitale,
ma un altro giorno, ieri, la cooperativa, l'importanza della cooperativa in questo mondo tan volatile, no? La cooperativa è importante perché dà un'opportunità vera a giovani di poter vivere vivere economicamente in suo proprio lugar, no? Lei intravede nuove possibilità, nuove opportunità di ulteriori scambi sia culturali che commerciali? Sì, veramente, no? Argentina, ma la provincia da Santa Fe, che è la nostra provincia, è una provincia economicamente importante in Argentina. Per questa cosa seguiremo, no? Este tipo di intercambio a futuro. Bene, e ci ha raggiunti in questo momento, grazie al senatore, ci ha raggiunti in questo momento anche il Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, perché è importante, no? questo incontro. Abbiamo già sentito che ci sono delle possibilità di ulteriori scambi sia dal punto di vista commerciale che culturale. No, diciamo che questa è una collaborazione che nasce alcuni anni fa e che partendo prima da uno scambio culturale, cioè la possibilità che alcuni figli di emigranti potessero venire a studiare un anno qui in Friuli e viceversa, creando questa solidarietà, nel tempo poi si è concretizzato anche con dei progetti concreti, ricordo progetti nel campo dell'agricoltura per l'irrigazione, progetti nel campo della gestione integrata dei rifiuti, la raccolta differenziata, è stato anche sviluppato un incubatore ad Avejaneda di aziende, quindi insomma una serie di collaborazioni che mettono insieme quelle che sono le capacità del nostro Friuli, insomma, di poter esportare know-how all'estero, ma anche la capacità che ha l'Argentina di costruire queste iniziative economiche intorno a un modello, quello cooperativistico, che è un modello che lì ha grande forza e che in qualche modo trova relazione anche con i modelli cooperativistici del nostro Friuli Venezia Giulia, quindi un'integrazione che porta conoscenza, ricchezza e che nasce nel solco dell'identità, perché quello che ci tiene uniti è che l'identità friulana, l'identità di coloro che sono emigrati tanti anni fa sono la base sulla quale si può costruire, perché non dobbiamo spiegare molto, ci conosciamo, abbiamo le stesse radici, gli stessi valori e su quello si può costruire molto bene. Finisce qui questa puntata di A Voi la Linea, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.